Sì, siamo al SIGEP di Rimini e presentiamo insieme a una nostra azienda partner la nuova edizione della Nivarata, il Festival della Granita Siciliana. Detto anche amichevolmente il Festival della Condivisione, perché ci piace proprio condividere con più persone possibile questo momento che è quello del rito della granita siciliana. La granita siciliana ancora non è conosciutissima in tutto il mondo, molti la propongono ma non è quel prodotto cremoso che piace a noi in Sicilia. Qui al SIGEP stiamo approfittando per presentare la nuova edizione che si terrà a maggio, dal 29 al 31 di maggio. E ora tra qualche minuto si terrà anche la dimostrazione di questa granita. Abbiamo una selezione dei gelatieri che hanno partecipato alla scorsa edizione, provenienti dalla Sicilia e dalla Calabria, e faranno qui per il pubblico del SIGEP di Rimini una ottima granita alla mandorla. Siamo qui al SIGEP 2015 a Rimini e siamo nel nostro stand iSteam. iSteam è un marchio nato dalla fusione di 4 marchi tra i più importanti sul mercato delle macchine per la fabbricazione del gelato artigianale. Uno di questi marchi è la Cattabriga, che è il marchio più vecchio per la costruzione delle macchine artigianali di gelato, ed è l'azienda che da sempre, dal 1927, costruisce il mantecatore F, che è un mantecatore verticale per autonomasia per la fabbricazione del gelato. La fabbricazione del gelato, questa macchina si adatta specificatamente, o è la macchina migliore per la costruzione, per la fabbricazione della granita siciliana, ed è per questo che noi siamo partner della manifestazione della Nivarata, che si svolge da un paio d'anni a Cireale, e siamo qui nel nostro stand e al SIGEP per promuovere la manifestazione all'interno di questa manifestazione internazionale del gelato, e non solo del gelato ma anche per quello che riguarda tutta la gastronomia e la pasticceria. Quindi qui abbiamo un maestro gelatiere che ci farà vedere una dimostrazione di quello che è una granita in questo momento classica, che è quella alla mandorla. La granita siciliana, la granita alla mandorla, che naturalmente ai tempi... Quanto tempo ci metti a gelare? 5 minuti. Ai tempi per fare le mandorle, per pestarle le mandorle, si facevano nel mortaio. Questa è una percentuale, ha solo acqua, zucchero e mandorle. Stiamo lavorando. Una volta questo lavoro si faceva con il ghiaccio e sale e si faceva a mano, scendendo con le palette, si lavorava con gli zoccoli, si lavorava nell'acqua. Naturalmente la tecnologia, la Cattabriga è stata una delle prime macchine per sopperire al lavoro duro che si faceva una volta. La sua dose per fare una buona granita si deve mettere 1 chilo di mandorle e 2 di zucchero, e poi portarla a raffinare, deve essere molto raffinata, si deve sciogliere nell'acqua. Già quasi siamo pronti, Manca poco. Che questa non deve essere solida come il gelato, deve essere un po' più morbida. Mangiabile. Certo, indubbiamente per essere gustata. Anticamente si mangiava col panino, oggi la gente magari
la mangia con la brioche, ma una volta si faceva il panino, no, il panino dal fornaio, si inzuppava solo il panino. Chi sta per demonisce? Maestro, prego. Questa è l'eccellenza. Vi aspetto ad Acireale dal 29 al 31 maggio per la Nivarata, il festival della granita siciliana. A presto!